Si comincia con il primo pallone in favore degli ospiti che attaccheranno da sinistra a destra in completo blu. Risponde l'Olympus Roma, padrona di casa, da destra a sinistra in completo totalmente bianco. Prima rimessa in favore dell'Olympus con Velasquez sul pallone. Marchetti. Dall'altra parte ancora Velasquez. Prova subito l'Olympus, Osni Garzia. Marchetti. Indietro Velasquez. Ancora Osni Garzia, buono il palleggio. Prova a protezionare Velasquez. 1 contro 1 Velasquez in mezzo. Prima chance per la squadra padrona di casa. C'era anche Del Ferraro sul secondo palo. Esteda di Shad però non ha problemi. Messa per Calli. Esteda di Shad si guarda intorno, prova il servizio con Birocchi per Jurmanov, palla che se ne va in fallo laterale, buono per l'Olympus che ti prende subito a giocare con Del Ferraro. 1 contro 1 di Velasquez che si accentra, da quest'altra parte Osni Garzia prova subito a prendere in mano il pallino del gioco l'Olympus Roma. Velasquez da quest'altra parte, Marchetti, ancora Velasquez, prova ad accentrarsi Velasquez e Marchetti, buona possibilità, dall'altra parte non c'è Osni Garzia che si era proposto in avanti, rimessa in favore della Osta con Sanchez Fernandez, poi Calli, Esteda di Shad, il filtrante poi va a terra Del Ferraro. Poi Marchetti prova la conclusione con il destro, rimpallata 2 volte, sarà calcio d'angolo per l'Olympus Roma, il primo di questo match. L'arbitro intanto va a discutere con Del Ferraro. Velasquez sul pallone. Sul primo palo Calli. In mezzo il contropiede che può ripartire per la Osta con Birocchi, salta un uomo, Birocchi, Sanchez Fernandez era Jurmanov, poi Calli, Birocchi, adesso Sanchez Fernandez preferisce ricominciare a sinistra con il capitano Calli. Velasquez si ripropone l'Olympus, Osni Garzia non trova il pallone, riesce a servire all'indietro, anzi no, Bardoscia, perché il pallone ha varcato la linea del fallo laterale sul settore di sinistra e dunque si può ripartire per la Osta che già prova con il portiere di movimento Calli. Sanchez Fernandez, ancora Calli, si propone in avanti Calli, il filtrante buono, 1 contro 1, il destro e poi il gol proprio con il portiere di movimento. La Osta trova il vantaggio qui alla palla Olgiata, 0-1. Colpita dunque a freddo l'Olympus Roma con il gol di Rodrigo Rosa. Il portiere di movimento premia la scelta di Fea che trova il vantaggio dopo nemmeno 4 minuti di gioco. Assist di Jurmanov, come detto, 1-0 dunque per la Osta che trova il vantaggio. Esteda di Shad adesso trova un po' di difficoltà, adesso Marchetti, 1 contro 1, Marchetti in 2 tempi, Esteda di Shad prova a reagire subito l'Olympus Roma, attenzione però al controllo della Osta, 1 contro 1 di Jurmanov, fallo ai danni di Del Ferraro, calcio di punizione, va a chiedere scusa a Birocchi, è il primo fallo commesso dall'Olympus Roma ai danni dell'Olympus Roma. Marchetti, Velasquez predica calma, Osni Garzia si fa anticipare, allora possibilità per la Osta con Sanchez Fernandez fermato con un fallo da Osni Garzia, sarà calcio di punizione per la Osta. Prova ancora una volta con il portiere di movimento in questo frangente.
Ancora Rodrigo Rosa. Rodrigo Calli. Anzi, Thiago Calli, scusate. E Rodrigo Rosa che chiama invece palla da quest'altra parte. Sanchez Fernandez. Calli prova ad avanzare. Calli, la conclusione col destro, se ne va sul fondo. Gioca come detto Bardoscia tra i pali perché Del Ferraro si è fatto male nel corso della rifinitura, dunque costretto a dare forfait. Marchetti intanto guadagna un buon fallo laterale in zona offensiva con l'intervento di Birocchi che ha fermato l'azione. Velasquez, tocca corto per Marchetti, ancora Velasquez, un rimpallo sfavorisce soltanto momentaneamente Velasquez perché la rimessa è per l'Olympus Roma. Del Ferraro all'indietro per Bardoscia. Si fa vedere Osmi Garzia che si abbassa e riceve 1 contro 1 con Thiago Calli, ancora Osmi Garzia, buono il filtrante per Velasquez, 1 contro 1 da quest'altra parte, Marchetti con la punta, il pareggio dell'Olympus Roma con Marchetti che raccoglie l'invito alla perfezione e fa 1-1. Ottima l'azione dell'Olympus Roma che trova il pareggio con Marchetti, gran gol all'incrocio dei pali per il numero 11. Ancora una volta con il portiere di movimento, occhio a Teixeira. Sanchez Fernandez. Calli. Teixeira Mirabelli. All'indietro. Attenzione perché non ha il portiere in questo frangente. La Osta. Osmi Garzia subisce il fallo. Calcio di punizione in zona interessante. Prova addirittura a concludere subito Osmi Garzia. Poi mette il fisico e non fa ripartire Teixeira Mirabelli senza fallo però. È entrato anche Aragon Sintado per l'Olympus Roma. Osmi Garzia cerca proprio il numero 5, non lo trova. Sarà rimessa per la Osta con Thiago Calli. Teixeira Mirabelli. Birocchi. Teixeira ancora all'indietro, prova a ragionarci su la Osta, 1 contro 1 di Teixeira, prova a cercare Thiago Calli. Osmi Garzia, buono il tocco all'indirizzo di Aragon Sintado, poi Velasquez, 1 contro 1, Velasquez serve all'indietro Osmi Garzia che allarga a sua volta dall'altra parte dove c'è Aragon Sintado, ancora Osmi Garzia, adesso Aragon Sintado, era Del Ferraro che si era proposto sull'auto di destra, non è stato servito però. Rimessa in favore della Osta, non è d'accordo Velasquez, comunque Calli, Teixeira Mirabelli all'indietro. Sanchez Fernandez, con calma adesso la squadra ospite dopo aver subito il pareggio a causa del gol di Marchetti. Prova ad addormentare l'azione Teixeira. Gioco a 3, la trova la verticale Sanchez Fernandez, rischia sulla pressione di Osmi Garzia, qui la Osta, rimessa laterale per la squadra padrona di casa. C'è il primo time out richiesto dall'Olympus Roma. Si sta per riprendere a giocare con la rimessa per l'Olympus Roma dopo il timeout richiesto da Ranieri. Velasquez per Osmi Garzia, il destro altissimo del numero 2. Esce da Bisciad, prova il lancio in avanti con le mani. Dai Abra, dai Abra!
Aragon sintato del Ferraro. A destra Osmi Garcia, c'è forse un fallo di ostruzione, così è, secondo il direttore di gara sarà calcio di punizione per l'Olympus Roma. Fallo di ostruzione ai danni di Osmi Garcia. Ricomincia in direzione di Del Ferraro da dietro. Aragon sintato nei pressi della linea mediana l'Olympus. Velasquez, Osmi Garcia, un po' di spazio, rientra Osmi Garcia, fermato dunque Teixeira Mirabelli. La verticale. Velasquez, buono il pallonetto alla ricerca di Aragon sintato, chiude bene Teixeira Mirabelli. Il rilancio intanto Osmi Garcia in difesa, prova poi il tiro, sempre con il portiere di movimento Baosta. Sanchez Fernandez, poi Birocchi. Tiago Calli saggiamente lascia scorrere per non rischiare in questo frangente, regala però la rimessa all'Olympus Roma con Velasquez che tocca per Aragon sintato. Del Ferraro chiama palla Velasquez, 1 contro 1 con Birocchi. Osmi Garcia ancora per Del Ferraro che prova il sinistro, buona l'azione offensiva dell'Olympus, palla fuori. Da Dishad lungo il suo rilancio alla ricerca di Birocchi, con calma ricomincia da Tiago Calli, poi Jurmanò, Tiago Calli interviene Aragon sintato, il tocco poi fuori. 1-1 qui al Pala Olgiata di Roma al 7° minuto di questo primo tempo. Il risultato è in parità con i gol di Rodrigo Rosa e il pareggio di Luca Marchetti. Ci riprova l'Olympus con Aragon sintato, Del Ferraro, anzi era il neoentrato Milani. Tanto la verticale è buona, deve coprire e lo fa bene Rodrigo Rosa sulla percussione tentata da Delgado. Rischia qui la Osta, poi la pressione di Milani, chiama la rimessa e la ottiene, rimane a terra però un giocatore della Osta. Si tratta di Jurmanò, lo aiuta sportivamente a rialzarsi Delgado. Rimessa Olympus, Delgado all'indietro, Velasquez allarga su Milani, poi Aragon sintato. Si muovono senza palla i giocatori di casa alla ricerca del pertugio giusto che potrebbe portare alle gol del 2-1. Esce bene intanto da Dishad, inconfondibile la sua chioma bionda. Milani prova la conclusione, viene anticipato da Birocchi al momento della conclusione, dunque ancora rimessa in gioco per l'Olympus. Aragon sintato, Milani ancora Aragon sintato. Giocano prevalentemente in orizzontale in questo primo frangente i ragazzi di mister Ranieri, alla ricerca della continuità dopo la bella vittoria sulle Grosse. Intanto Velasquez prova la percussione, Velasquez allarga, poi sul secondo palo non arriva Aragon sintato sul suggerimento tentato da Milani. Dai Cristiano, dai mostro. Attenzione al fallo intanto commesso da Milani ai danni di Birocchi, calcio di punizione. Battuta all'indietro. Prova sempre ad addormentare l'azione la
squadra ospite con Pellegrino non è entrato, intanto il lancio in avanti per Thiago Calli, 1 contro 1, Thiago Calli per Birocchi, c'è da quest'altra parte solissimo Pellegrino, preferisce ricominciare da dietro l'Aosta, ancora Pellegrino, Sanchez e Fernandez, l'ultimo uomo. Fa vedere Thiago Calli, buono il velo, capisce tutto però Milano che non riesce a servire Delgado. Si fa sentire Ranieri in panchina, ancora Sanchez e Fernandez. Birocchi rischia un po' qui l'Aosta, poi Thiago Calli, la verticale alla ricerca di Rodrigo Rosa, poi ancora Calli, 1 contro 1, Calli davanti alla porta, Bardoscia con il petto, dice di no. Il ripiegamento di Rosa, Velasquez, ottimo gioco di gambe, non passa il pallone, ora Thiago Calli la ruba, Thiago Calli il destro, rimpallato da Milani, contropiede Olympus con Delgado in percussione, la scivolata perentoria con il fallo però di Sanchez Fernandez, calcio di punizione e ammonizione per il numero 10 della Osta. Rientra Osni Garcia intanto al posto di Delgado. Sarà proprio il numero 2 ad incaricarsi della battuta con il solo Pellegrino scelto da Estradisciado in barriera. Osni Garcia. In mezzo lo schema per Milani che calcia malamente sul fondo. Rimessa Aosta. Thiago Calli in orizzontale per Birocchi. La pressione di Aragon Sintado. Rischia Birocchi. Mantiene comunque il possesso del pallone nel numero 13 della Aosta. Guadagna anche il fallo laterale sulla pressione sempre di Aragon Sintado. Ancora un pallone buttato via, Bardoscia con calma può far ricominciare l'azione per l'Olympus Roma, prova a spingere la ricerca del 2-1. Delgado, Milani, è entrato anche Di Eugenio. Delgado, dall'altra parte in orizzontale, Aragon Sintado, Delgado. Con calma l'Olympus, Milani. Di Eugenio, il neo entrato, prova a scaricare per Aragon Sintado, ancora Di Eugenio. Il filtrante Milani prova a mettere in mezzo, chiuso da Thiago Calli, sarà calcio d'angolo per l'Olympus che prova a spingere, come detto, alla ricerca del gol del vantaggio dopo aver recuperato subito con Marchetti allo svantaggio di Rodrigo Rosa. Rimane in campo la sfera, Aragon Sintado sull'auto di destra, Di Eugenio prova a farsi spazio, Milani, la conclusione ancora rimpallata, si alza un campanile di testa Delgado, sul fondo c'è il time out richiesto da Gianluca Fea, sarà pausa anche per noi. Si può riprendere a giocare, si attende soltanto il fischio del direttore di gara dopo il time out, il secondo ed ultimo di questo primo tempo. 1-1 tra Aosta e Olympus Roma. Bardoscia chiama la sfera, non si capiscono però i giocatori dell'Olympus con Alessio Di Eugenio che mette in calcio d'angolo. Anzi è la rimessa per attenzione l'Olympus intanto con il sinistro di Eugenio che sbaglia praticamente a porta vuota, rischia tantissimo l'Aosta in questo caso con il portiere di movimento. Osni Garcia all'indietro il tentativo di Eugenio, rimpallato, sarà rimessa laterale per l'Olympus Roma. Gara aperta in questo primo tempo, in questa prima fase. Di Eugenio, Alessio però
entrati entrambi i fratelli, poi il lancio in avanti di Bardoscia alla ricerca di Federico Di Eugenio, palla fuori. Teixeira Mirabelli, la pressione di Osmi Garcia su Biroci costringe la Osta a regalare una rimessa laterale. Di Eugenio cambia con il fratello Osmi Garcia, si abbassa e riceve. Teixeira Mirabelli prova in pressione a strappargli il pallone con orizzontale. Bardoscia morbido in avanti, è buona per Osmi Garcia, 1 contro 1 di Osmi Garcia, ancora sulla fascia di destra, supera un avversario, poi il gol del numero 2 dell'Olympus Roma, che si porta per la prima volta in vantaggio in questo primo tempo al 12° minuto. Grande giocata di Osmi Garcia, che ha fatto tutto da solo dopo il lancio di Bardoscia. Teixeira Mirabelli, Rodrigo Rosa ancora all'indietro per Sanchez e Fernandez. Teixeira Mirabelli 1 contro 1 con Di Eugenio, ancora Teixeira, nulla da fare, si chiude bene adesso l'Olympus Roma, forte anche del vantaggio maturato dopo il gol di Osmi Garcia pochi minuti fa. Prova con calma l'Olympus, anzi la Osta, a stanare l'Olympus Roma. Teixeira Mirabelli all'indietro, tanto il possesso di palla del team valdaostano. Teixeira Mirabelli, non c'è movimento senza palla, i ragazzi di Fea. Ancora la Osta con Teixeira Mirabelli 1 contro 1, non affonda il colpo la Osta, si resta così in possesso del pallone. Ancora Teixeira Mirabelli, praticamente 1 minuto di possesso palla per la Osta, che non affonda ancora l'azione, però adesso in verticale per Teixeira Mirabelli, respinge la difesa di casa. Ancora Aosta con Rodrigo Rosa, che si gira anche a guardare le tabelloni per vedere quanto tempo sta passando, davvero tanti secondi consecutivi che l'Aosta mantiene il possesso della sfera tra i propri piedi. Sanchez Fernandez, Rodrigo Rosa 1 contro 1, ancora all'indietro Sanchez Fernandez. Nulla da fare, non si trova il pertugio. Ancora Sanchez Fernandez che scambia con Birochi in orizzontale. Teixeira Mirabelli, Sanchez Fernandez, ancora Birochi, prova a sfiancare anche psicologicamente l'Olympus, pronta però a ripartire in contropiede con Di Eugenio in pressione feroce su Teixeira Mirabelli. Non trova il varco, ancora la squadra ospite. Teixeira, Sanchez Fernandez da 3/4 campo, prova a prendere un po' di metri adesso la Osta. Azione davvero infinita per la squadra ospite. Teixeira Mirabelli all'indietro ancora una volta, gioco a 3 con Sanchez Fernandez e Birochi. Uno contro uno di Teixeira Mirabelli all'indietro, ancora Sanchez Fernandez. Birochi adesso rischia perché può andare in pressione l'Olympus, la rimessa però è per la Osta.
testa del Ferraro che va a prendersi il rimprovero del direttore di gara. 5 minuti al termine di questo primo tempo. 2-1 per l'Olympus Roma in rimonta al gol di Rodrigo Rosa. Ha risposto prima Marchetti e poi Osmi Garcia. Teixeira Mirabelli, non c'è fallo di Di Eugenio, ma allora ancora rimessa a Aosta. Si scaldano gli animi. Rodrigo Rosa sul fondo prova la percussione Pellegrino. Di Eugenio rischia sulla pressione. Osmi Garcia ha recuperato il possesso del pallone l'Olympus Roma di Ranieri. Osmi Garcia del Ferraro. Sbaglia Osmi Garcia, rientra intanto Velasquez al posto di Federico Di Eugenio. Quattro minuti al termine della prima frazione. Gestisce il possesso l'Aosta. Sanchez Fernandez, Velasquez in pressione. Calli in verticale trova Rodrigo Rosa, tutto solo davanti a Bardoscia. Il gol dell'Olympus, anzi dell'Aosta, 2-2 qui all'Olympus Olgiata quando mancano 3 minuti al termine del primo tempo. Due a 2 dunque, ingenuità difensiva dell'Olympus Roma che ha concesso il gol a Rodrigo Rosa, tutto solo davanti a Bardoscia. Sta pagando per il momento il portiere di movimento la scelta della squadra ospite e con Rodrigo Rosa ha trovato 2 gol. Intanto Del Ferraro prova in mezzo. Due a 2 era non spettacolare, ma dal punto di vista dei gol sicuramente scoppiettante. In pressione feroce l'Olympus Roma con Velasquez. Calli, sfera che se ne va fuori. Di Eugenio. Osmi Garcia prova la conclusione sul primo palo e trova il gol. Papera clamorosa di Rodrigo Rosa. E a 2 minuti dal termine l'Olympus Roma si riporta in vantaggio 3-2. A 2 Olympus, doppietta di Osmi Garcia. Calli, ancora possesso Aosta che prova ad addormentare, come in precedenza ha già provato l'azione. Calli, Sanchez Fernandez. Ancora Capitan Calli, non affonda il colpo, serve Sanchez Fernandez, scorrono i secondi, l'Olympus Roma comunque è in vantaggio per 3-2. Gioco a 2 tra Birocchi e Sanchez Fernandez. Ancora possesso Aosta. Adesso prova ad uscire dal guscio l'Olympus in pressione
Guadagna infatti il possesso Osmi Garcia, c'è Velasquez, Osmi Garcia però non lo serve adeguatamente, dunque sfuma l'azione, chiama comunque il pressing il capitano dell'Olympus in avanti. Rodrigo Rosa sempre dalle parti di Bardoscia. Birochi in avanti alla ricerca proprio il compagno in questione, anzi era Sanchez Fernandez. Aragon Sintado prova con il portiere di movimento, anche l'Olympus questa volta è di Eugenio. Sbaglia subito però Rodrigo Rosa. In avanti Birochi, non c'è fallo, Birochi in area di rigore, poi Osmi Garcia ci mette il piedone, calcio d'angolo per l'Aosta. Thiago Calli prova ad avanzare il numero 5, ancora Thiago Calli per Rodrigo Rosa, sempre tutto solo davanti a Bardoscia, terzo gol consecutivo per Rodrigo Rosa, 3 gol in fotocopia, 3-3 qui al Pala Olgiata. Distratta l'Olympus in difesa, ha concesso 3 gol al portiere di movimento Rodrigo Rosa. Velasquez, Osmi Garcia, ancora Velasquez attaccato da dietro, c'è fallo, calcio di punizione. ...50 secondi al termine di questo primo tempo, 3-3 tra Olympus Roma e Aosta. Calcio di punizione per i padroni di casa con Osmi Garcia. Osmi Garcia prova la conclusione in porta ed è il gol dell'Olympus Roma. Ancora Osmi Garcia, tripletta anche per lui. Gara stranissima qui al Pala Olgiata, 4-3, ma difese da rivedere per entrambe le squadre. Mancano 40 secondi, poi sarà duplice fischio. Guarda il cronometro Thiago Calli. ...25 secondi al termine. Vediamo se proverà l'ultimo affondo la squadra ospite prima della fine di questo primo tempo. Intanto rischia sulla pressione ancora di Osmi Garcia, poi Calli protegge la sfera, prova ad andarsene sull'auto di destra, Osmi Garcia commette fallo, calcio di punizione. ...11 secondi. All'indietro Sanchez Fernandez, meno di 10 secondi, vediamo se proverà l'ultima azione offensiva l'Aosta. Thiago Calli prova la conclusione sulla sirena. Finisce qui il primo tempo al Pala Olgiata, è 4-3 per l'Olympus Roma. È vero, è lui. Ricomincia il match con il secondo tempo che inizia in questo istante. 4-3 il risultato per l'Olympus Roma al termine del primo tempo. Intanto la conclusione sempre di Osmi Garcia che ci ha preso gusto dopo la tripletta della prima frazione. Lancio in avanti, Biroci col destro, non impensierisce minimamente Bardoscia. Gara a ritmi non elevatissimi nel primo tempo, difese però da rivedere che hanno concesso 7 gol in tutto, 4 ne ha fatti l'Olympus, 3 l'Aosta.
Bardoscia concede il pallone a Velázquez, è entrato anche Milani del Ferraro. Osmi Garcia del Ferraro prova adesso l'Olympus con il possesso dopo aver visto per lunghi tratti la sfera dai piedi degli ospiti. Hanno trovato 3 gol con lo stesso marcatore, vale a dire Rodrigo Rosa. Il Ferraro intanto si propone in avanti, non controlla bene e dunque favorisce l'intervento di Esteda Dishad. Calli sulla banderina avanti di Teixeira, Mirabelli chiude Velázquez che con il corpo si frappone tra avversario e pallone. Splendido disimpegno del capitano dell'Olympus, ancora secco però oggi, cerca il filtrante per Osmi Garcia, invece ne ha segnati 3 di gol Velázquez, 1 contro 1 con Sánchez Fernández, ancora Velázquez si gira su se stesso, favorisce Milani. Osmi Garcia non si intendono i giocatori dell'Olympus, favorendo però l'intervento di Bartoscia. Ricomincia con la melina la Osta, ancora possesso palla prolungato degli ospiti con Sánchez Fernández che attende anche il cambio con Jurmanò che è entrato al posto di Teixeira. Mirabelli ancora la Osta, Sánchez Fernández in avanti, tutto solo però Thiago Calli in mezzo, scambia con Birocchi, aveva trovato ancora un varco interessante la squadra ospite, non è riuscito a sfruttarlo però questa volta. Birocchi ricomincia da dietro, Birocchi ancora Sánchez Fernández, non cambia il tema tattico rispetto ai primi 20 minuti. Gestisce il possesso la Osta, aspetta, pronta a ripartire l'Olympus, è comunque in vantaggio. 4-3, verticale intanto sbagliata sulla pressione questa volta. Sbaglia la squadra di Fea. Rischia intanto l'Olympus, qui Thiago Calli, la conclusione, il gol di Birocchi, ancora una disattenzione difensiva dei padroni di casa e al terzo minuto della ripresa è 4-4. Incredibile quanto sta accadendo al Palaolgiata. Con il minimo sforzo la Osta ha trovato 4 gol. Fallo intanto ai danni di Milani, calcio di punizione proprio nel cerchio centrale del campo. Ci prova Velázquez, si porta però la sfera sul fondo. Jurmanò fermato da Milani, ci riprova l'Olympus, fallo di Jurmanò, secondo consecutivo, calcio di punizione per l'Olympus Roma. Meno male Francesco ha fatto più. Il secondo in questa ripresa in favore dell'Olympus. Velázquez cerca Osmi Garcia che prova a girarsi, Osmi Garcia, ancora Velázquez davanti al portiere, Esteda Dishad dice di no, ancora la Osta, attenzione a Sánchez Fernández, chiede bene del Ferraro, rimessa in gioco per gli ospiti però con Jurmanò che ha già preso il pallone tra le mani.
e riparte con il possesso l'Aosta. Sanchez Fernandez, Calli, da quest'altra parte c'è Birocchi, autore del gol del 4-4, scambia con Sanchez Fernandez, una tattica che finora ha pagato, quella dell'Aosta, ma complice è stata la difesa dell'Olympus. Però la percussione intanto Sanchez Fernandez è completamente solo, rischia tantissimo l'Olympus, palla fuori, calcio d'angolo per l'Aosta. Percussione indisturbata quasi di Sanchez Fernandez, per poco non trova il gol del 4-5. Intanto il calcio d'angolo, ancora una volta una parata contropiede per l'Olympus. Ancora rischia l'Olympus in difesa, davvero disastrosa la squadra di Ranieri quest'oggi. La parata di Bardoscia però. Minuti sono passati in questo secondo tempo. Intanto attenzione a Birocchi con la punta, ancora Bardoscia a dire di no. Rimessa battuta male dall'Aosta, Velasquez vede il portiere per dei pali, Birocchi mette in mezzo. Ogni azione è un potenziale gol ormai. Bardoscia, Osmi Garcia, il pallonetto per nessuno, la chiama Estela di Shad. Ancora un filtrante per Thiago Calli, sfera difficile da controllare per il capitano dell'Aosta, che se ne va infatti sul fondo. Si riprova l'Olympus con Velasquez, 1 contro 1, il destro tentato da Delgado, palla sul palo e poi fuori. Osmi Garcia guadagna il possesso della sfera con un fallo laterale in proprio favore. Battuta subito la rimessa di Eugenio. Non c'è fallo da parte sua, allora si ritrova l'Olympus, anzi mette in mezzo, palla fuori. Estela di Shad, intanto il lancio lungo, nulla da fare. Rientrato Bardoscia, Delgado con calmo Osmi Garcia, Velasquez, Osmi Garcia, niente da fare, attenzione al contropiede dell'Aosta. Sanchez Fernandez non trova il compagno che era Birocchi, ancora un rilancio sbagliato da parte di Bardoscia. Recupera palla Aragon Sintado, nulla da fare, la palla se ne va fuori. Thiago Calli, Teixeira Mirabelli avanza indisturbato, poi l'intervento da dietro pulito da parte di Delgado. Bardoscia lancia in avanti con il petto, mette giù Birocchi, poi sulla pressione di Velasquez, fallo laterale per
la Osta, rimane giù Birocchi. C'è il giallo intanto per Aragon Sintado. Ammonito Aragon Sintado. Non si gioca più. Sanchez Fernandez. Messa battuta in mezzo, la ricerca di Rodrigo Rosa. Osmi Garcia rischia tantissimo Delgado. Occhio a Teixeira Mirabelli, il suo tentativo. Poi Thiago Calli si divora il gol del 5-4. Calcio d'angolo, anzi rimessa dal fondo, vediamo un po' cosa decide il direttore di gara. È stato Osmi Garcia forse l'ultimo a toccare, così è calcio d'angolo. In mezzo sul secondo palo. Rodrigo Rosa recupera bene. A buon gioco la Osta con Teixeira Mirabelli, non c'è fallo su di lui. Osmi Garcia per Delgado, la porta è sguarnita, c'è soltanto Thiago Calli che però serve Velasquez involontariamente. 5-4 per l'Olympus Roma. A 4 Olympus, gara davvero altalenante. Sanchez Fernandez, Thiago Calli, ancora il possesso della Osta. Occhio alla Osta con Jurmano. Poi Rodrigo Rosa viene fermato da Aragon Sintado. Sale la pressione dell'Olympus. Osmi Garcia fa sbattere la sfera addosso all'avversario. Comodo l'intervento di Bardoscia che prova addirittura a sorprendere la difesa con il rinvio. Jurmano, ancora Osta in avanti alla ricerca del nuovo pareggio. Thiago Calli scambia con Sanchez Fernandez. Ancora il possesso incredibile della Osta. Birocchi. 11 al termine. Cambiano sempre i giocatori in maglia blu. Sanchez Fernandez prova la percussione, ancora lui viene fermato da Osmi Garcia. Birocchi, Osmi Garcia con il fallo, la spinta ai danni di Sanchez Fernandez. Calcio di punizione.
Aosta in avanti con Jurmano che prova la confusione, rimpallata da Velasquez, ancora Jurmano, questa volta l'intervento risolutore è di Aragon Sintado. Birochi da quest'altra parte ci prova Sanchez Fernandez, murato, allora contropiede per l'Olympus Roma che va in avanti con Di Eugenio in mezzo a due, riesce a scaricare indietro per Velasquez, poi Osmi Garcia rallenta l'azione, pratica calma con Sintado, poi Velasquez il destro in due tempi, Rodrigo Rosa passò la sfera, Sanchez Fernandez, ottimo il numero di Birochi, è uscito il pallone ma ottima giocata del numero 13 ospite. Velasquez, Di Eugenio, questa volta l'Olympus Roma a praticare la tattica dell'Aosta con il possesso di palla, ma qui può far scorrere i secondi anche forte del vantaggio la squadra allenata da Ranieri. 5-4, Velasquez all'indietro, Osmi Garcia, Di Eugenio, Velasquez face to face con Sanchez Fernandez, poi ancora all'indietro per Osmi Garcia, Velasquez, Osmi Garcia c'è la pressione su di lui, si liberano un po' di spazi, Tiago Calli, Di Eugenio prova ad andarsene da solo, ancora Di Eugenio, supera in uscita Estera Disciade che lo mette giù, fallo netto del numero 3 dell'Aosta e ammonizione per lui. Fallo su Di Eugenio, intanto Estera Disciade va a spostare la sfera a disposizione di Velasquez. Vediamo chi andrà tra lui e Osmi Garcia alla battuta di questo calcio pizzato. Tutto questo quando siamo giunti all'11° minuto. Andrà Osmi Garcia alla battuta. Birochi e Tiago Calli in barriera per l'Aosta. Parte Osmi Garcia, alla conclusione in porta, palla fuori, chiedono il tocco di mano di Di Eugenio. La verticale di Calli intercettata da Osmi Garcia che poi ripartiva in contropiede con Velasquez, ancora Osmi Garcia, la copertura di Tiago Calli, ancora Osmi Garcia in percussione, per poco non trova il gol, intanto in orizzontale l'errore di Birochi, allora Olympus con Di Eugenio, la conclusione alla out. Estera Disciade, lungo alla ricerca di Jurmano che non controlla. Milani sbaglia in impostazione, attenzione al Calli, Velasquez sbaglia il controllo, recupera Milani, Di Eugenio per l'altro Di Eugenio adesso che prova il lancio in avanti, trova tutto solo Di Eugenio dall'altra parte, la conclusione è fuori con l'asse tra i due Di Eugenio, Alessio per Federico che però sbaglia davanti a Estera Disciade. Osmi Garcia, Velasquez, ancora Osmi Garcia, rientrare intanto a Bardoscia, sbaglia ancora una volta in avanti la squadra di Ranieri. Tiago Calli,
in orizzontale, estera di Shad, il fendente Bardoscia poco prima dell'intervento di Birochi. Osmi Garcia, Di Eugenio, Milani, si riprova la Osta, Tiago Calli, zona centrale del campo. Tiago Calli, gara che vive di fiammate, prova sempre ad addormentarla la Osta. Ancora scintille tra Teixeira Mirabelli e Di Eugenio. Il pallonetto di Milani, Di Eugenio va giù sulla pressione dei giocatori della Osta, ancora Di Eugenio, poi Velasquez, l'intervento di Teixeira Mirabelli. Occhio a Di Eugenio, buon gioco di gambe di Velasquez tutto solo, poi Del Ferraro salva tutto la Osta. C'è forse il fallo di mano, calcio di rigore in favore dell'Olympus Roma. Proteste vibranti da parte dei giocatori della Osta. Può essere questo l'episodio decisivo, può andare sul +2 l'Olympus Roma quando mancano 6 minuti e 33 secondi al termine della gara. Sul pallone Del Ferraro, entra intanto un altro portiere per la Osta, si tratta di Tomassi. Del Ferraro contro Tomassi, dunque, o andrà Velasquez dal dischetto. Ammonito intanto Teixeira Mirabelli. Calcio di rigore che può cambiare davvero il match. Velasquez contro Tomassi. Parte Velasquez, il suo destro e il gol dell'Olympus Roma che a 6 minuti e 30 dal termine si porta sul 6-4. Time out richiesto dalla Osta. Si ricomincia a giocare dopo il time out richiesto dalla Osta. 6-4 per l'Olympus Roma. Deve recuperare adesso, quindi deve accelerare anche necessariamente i ritmi. La Osta, Teixeira Mirabelli appena ammonito. Tiago Calli, Birochi, Tiago Calli, prova in mezzo, Teixeira Mirabelli, Tiago Calli, Sanchez Fernandez prova a velocizzare le operazioni, adesso la squadra ospite.
Thiago Calli, Teixeira Mirabelli, Thiago Calli, scorrono i secondi, ancora la Aosta, Thiago Calli, Sanchez Fernandez trova adesso un varco per un momento, la Aosta, Sanchez Fernandez, Thiago Calli, Teixeira Mirabelli, Sanchez Fernandez, perde l'attimo, Thiago Calli, trova la conclusione, poi c'è deviazione, calcio d'angolo per la Aosta. Birocchi, Sanchez Fernandez, Thiago Calli, sempre la Aosta in possesso di palla, Thiago Calli ha un po' di spazio per la conclusione, trova un gran gol questa volta il capitano della Aosta che accorcia le distanze nuovamente, 6-5. Poco meno di 5 al termine di questa stranissima gara. Lancio in avanti, va a terra Osni Garcia, non c'è fallo, dunque Birocchi. La Aosta ci crede, è sempre nel match. Complice anche, come detto, la difesa dell'Olympus Roma, davvero rivedibile, così come ovviamente quella della Aosta. Il 6-5 non è un caso. Ammonito intanto Rodrigo Rosa, non ha rispettato forse i tempi della sostituzione. Rodrigo Rosa in avanti, non c'è fallo, anzi sì, su Teixeira Mirabelli, calcio di punizione. Già battuta la punizione, Thiago Calli, Teixeira Mirabelli. Birocchi, ancora Ossa in avanti, Del Ferraro chiude tutto, ancora però la Osta in possesso di palla, Teixeira dall'indietro, ancora Thiago Calli, Sanchez Fernandez, scambiano i due, ancora il numero 10 con il capitano che ha trovato il punto del 6-5. Occhio a Thiago Calli, Sanchez Fernandez, Birocchi. Passano ancora i secondi. Birocchi, Thiago Calli,
Rodrigo Rosa si va a chiudere in un imbuto, c'è il fallo però di Del Ferraro, calcio di punizione in zona interessante, già battuto. Rischia l'Aosta, adesso Tiago Calli, 2:20 al termine. Tiago Calli, vediamo se pensa alla conclusione. Birocchi, un po' di spazio, Sanchez, Tiago Calli, ancora il possesso estenuante della Aosta. Birocchi dall'altra parte, c'era un po' di spazio per Teixeira Mirabelli. Time out richiesto da Ranieri. Rimessa in gioco per l'Olympus. Bardoscia in avanti. C'è l'ammonizione anche per Bardoscia, ammonito in questo istante. Ha buttato via il pallone che era buono per il possesso dell'Aosta. 1:30 al termine. Rilancio lunghissimo, Bardoscia ancora in avanti, lungo alla ricerca di Velasquez, troppo alto e troppo potente il rilancio dell'estremo difensore di casa. Rodrigo Rosa rischia un po', Birocchi sulla pressione, viene messo giù, poi non c'è fallo. Osni Garcia, Velasquez, meglio di guadagnare. Palla lunghissima, ferma tutto di Rosa. Ancora una rimessa per Teixeira Mirabelli. Sanchez Fernandez. Tiago Calli. Tiago Calli, la conclusione. Osni Garcia, la porta è sguarnita. Birocchi, la conclusione anche da parte sua. Rosa davanti alla porta, il miracolo di Bardoscia su Sanchez Fernandez. Salva il risultato. Attenzione ancora l'Aosta però. ...35 secondi al termine. Teixeira Mirabelli. Birocchi tenta il tutto per tutto l'Aosta, rischia intanto ancora sull'attacco di Velasquez. Poi Tiago Calli spara fuori. C'è Osni Garcia tutto solo sul secondo palo. L'assist di Velasquez, la chiude il numero 2. È 7-5 qui al Pala Olgiata. Quattro gol per Osni Garcia. Teixeira Mirabelli subisce fallo. Batte subito Teixeira Mirabelli. Battuta corta, Sanchez Fernandez. 10 secondi al termine, ancora Sanchez Fernandez. C'è tempo per l'ultima chance. Viene sgambettata Sanchez Fernandez, non c'è fallo. 7 secondi al termine, questa volta l'Olympus può stare tranquilla. Bardoscia, un po' di spazio, Bardoscia, la conclusione deviata. Sarà calcio d'angolo, manca un secondo alla fine
L'Olympus Roma si avvia a vincere questa gara. Triplice fischio del direttore di gara. L'Olympus Roma vince per 7-5 contro l'Aosta in una gara altalenante e rocambolesca, frutto anche delle difese non impeccabili. Il team di Ranieri vola a 6 punti in classifica, dando continuità alla vittoria contro il Grosseto. Ancora 0 invece l'Aosta.